Le colline vittoriesi sono state la cornice della quarta edizione del Madruk Trail. Domenica 13 maggio, dall'area Fender nel cuore di Vittorio Veneto, tantissimi trail runner hanno ripercorso la storia leggendaria del Re Matrucco e della figlia Augusta, attraversando alcuni dei luoghi più incantevoli delle prealpi venete. Oggi a Vittorio Veneto si corre il Madruk Trail. Quali sono le caratteristiche di un trail? Che tipo di corsa è? Beh, una corsa il più possibile fuori strada, si cerca di privilegiare tutti quei percorsi sterrati, sentieri, mulattiere e quanto di più bello si può trovare nelle nostre zone. E si cerca quindi di ridurre al minimo i tratti di asfalto che sono odiati dai ragazzi che fanno i trailer, anche perché le scarpe che utilizzano non sono idonee per l'asfalto, quindi hanno problemi anche i piedi a lungo andare. Poi una distanza abbastanza elevata, perché sotto i 13 km diciamo si chiamerebbe corsa in montagna. Il trail va sopra i 13 km fino a 25 in questo caso, 15-25 e in altri casi, in altri trail anche 45, 70 e via così. 3, 2, 1, bocca al lupo ragazzi, questo è il Trail Madruk, quarta edizione che prende il via in questo momento qui dall'area Fender di Vittorio Veneto. Due i tracciati competitivi, uno da 15 e uno da 25 km, che hanno toccato alcuni dei punti più suggestivi del comprensorio vittoriese. Il percorso di Sant'Augusta, la torretta del Madruk, l'Agnellezza, Marennes, le vie di Serravalle e ancora la cresta del Monte Baldo, la croce del Monte Altare, il Colle San Paolo e il Castello di San Martino. Oltre ai percorsi competitivi, gli organizzatori hanno dato vita anche al mini trail da 7 km, una corsa non impegnativa nata dal desiderio di coinvolgere anche i meno esperti.
1110 è Alessio Camilli. Come dicevo, grande applauso. Dominatore della 15 km Alessio Camilli. Può essere transitato al comando sin dalla torre di Madruk. Percorso divertentissimo, sempre da spingere, non mollava mai. E la discesa era anche molto divertente, soprattutto l'ultima, con radici e rocce molto tecnica, quindi mi sono divertito e grazie agli organizzatori e complimenti. Andrea Zanatta che giunge in seconda posizione, recuperato alla grande Andrea Zanatta. Io parto come mio sempre forte, dopo la salita la gestisco, però a volte mi arrendo un po'. Ho fatto una gara di contenimento, poi ho provato a tirare l'ultima parte, l'ultima salita è stata un gran Zanatta che mi è venuto a prendere 200 metri sopra qua. Gran gara, alla fine non ne avevo più, merito suo, grande. Silvia Tomasini, grande atleta, ha saputo portare a termine questo trail di 15 km, questa novità del trail Madruk Vittorio Veneto, sempre al comando. È stata una gara molto bella, con delle salite dure, delle discese tecniche e me la sono proprio goduta. Qual è stata la parte più difficoltosa del percorso? La prima o dopo che avete attraversato Vittorio Veneto la seconda parte? Allora, io ho avuto un po' di difficoltà nella prima discesa nel tratto con i ciottoli, ma perché a me non è che piace quel tipo di fondo per le discese. E poi invece tutto il resto no, mi sono trovata bene, mi è piaciuta molto l'ultima discesa, quella dopo la croce con i sassi da saltare, quella là mi ha divertito proprio. Anche la pioggia c'è stata, però io sono calorosissima, per cui mi ha fatto piacere anche prendermela sinceramente. Nico Ognotto! Grande gara la tua, 2:15 e 13, 2 km in più quest'anno, l'anno scorso erano 23, quest'anno 25. Ma il percorso bello e poi qui ho corso contro l'orologio, dopo un po' va bene così. Peccato la sua è piovuto, quindi c'era un tratto in discesa in cui bisognava un po' tirare i remi in barca, farsi male non vale la pena. Sono contento perché comunque oggi i partenti erano agguerriti, quindi ho cercato di difendermi e è andata bene così, dai. Mi si dice che la parte tecnica sia molto lunga, tra l'altro. Sì, è un po', comunque non puoi correre tantissimo, devi stare a fare attenzione, quindi sono andata piano e basta. Al comando sin dall'inizio? Sì, ho provato e sono stata lì. Mai girata a controllare l'avversario? No. Infatti io guardo sapevo c'era. dritto e via. Diamo un po' di numeri di questa edizione. Quanti atleti hanno partecipato? Dunque anche quest'anno siamo intorno ai 600 tra le due competizioni di 15 e 25. L'anno scorso era l'unica edizione, 23 km e mezzo, erano 550 circa. Quest'anno siamo ai 600, sommando tutte e due. Perché? Abbiamo scelto di farla 15 perché l'anno scorso anno, siccome ascoltiamo anche i commenti, ci siamo resi conto che tanti dicevano durissima, forse non ci tornerò più, e quindi abbiamo confezionato la 15 per quelli che teoricamente non dovevano esserci quest'anno. Oggi tantissimi atleti qui alla partenza provenienti da diversi territori, da diverse parti della Marca Trevigiana, che hanno potuto apprezzare le bellezze delle colline vittoriesi. Ma questo senz'altro, ma sentendo i nomi degli arrivi mi sembra che alcuni nomi si ripetono.
Cioè abbiamo concorrenti che già abbiamo sentito lo scorso anno e l'altro anno. Questo è un motivo di vicinanza, di fidelizzazione degli atleti e delle squadre a questa nostra realtà. L'invito è quello comunque da parte dell'assessore allo sport, anche ai vittoriesi, di muoversi, di fare sport magari nei nostri percorsi. Sì, personalmente vorrei vedere più gente, più vittoriesi su queste nostre colline, ma mi riferisco non solo ai vittoriesi di 30-40 anni amanti dello sport, ma anche quelli che stanno affrontando la seconda parte della loro vita, cioè i pensionati, quindi li vorrei vedere più in movimento e ripopolare queste nostre colline. Il consiglio a chi ci sta guardando, se volesse l'anno prossimo partecipare a questo trail, come può allenarsi? Dunque, avvicinarsi intanto a una delle squadre esistenti nel territorio, perché oltre a qualche ragguaglio tecnico su come si fa a correre e gli indumenti tecnici appunto da indossare in questi casi, può trovare anche dei gruppi da uscire per fare un po' di compagnia, di divertirsi un po' e anche da capire un po' i trucchi del mestiere, come si dice. Quindi questo è il primo, prepararsi benino, ecco, e poi partecipare. L'esperienza serve tanto, quindi partecipare.